Questa è l'area dove facciamo confezionamento secondario di medical device, sono garze e bende. Sono prodotti che andranno direttamente alla grande distribuzione, andranno negli ospedali. Cooperativa Rosa significa Rovigo Salute o Rovigo Sanità, quindi è un acronimo di queste due parole. E noi come attività facciamo inserimento lavorativo di persone svantaggiate attraverso lavorazioni che ci vengono commissionate dai clienti profit. Facciamo assemblaggi ed imballaggi, in particolar modo per le aziende metalmeccaniche oppure di integratori alimentari o dispositivi medici. Il new entry delle attività lavorative che svolgiamo in Rosa è stata quella di aver vinto un bando, una gara d'appalto in associazione temporanea di presa con un'altra cooperativa sociale per la gestione della consegna e ritiri degli ausili, oltre che ricondizionamento e riparazione degli ausili stessi. Gli ausili è un settore che ci teniamo tanto, lavoriamo su tutto il territorio di Rovigo. Quindi un altro passo in avanti fra le diverse attività che la nostra cooperativa svolge sul territorio. Questa sala qua è una sala climatizzata, dove gli operatori svolgono l'attività proprio manuale del confezionamento degli integratori. Inseriamo persone che abbiano delle difficoltà che possono essere definite sia seguendo quella che è la legge 68, quindi può essere una disabilità fisica o mentale, oppure anche derivata da uno svantaggio di tipo sociale. Collaboriamo molto con l'azienda ASL del territorio, quindi con i vari servizi che possono essere il SIL, psichiatria o CERT, e collaboriamo con Veneto Lavoro. Abbiamo avviato in questi anni diversi progetti proprio per riuscire a trovare una soluzione e cercare di diminuire il gap che c'è fra chi ha delle capacità normali a livello produttivo e chi invece non ce le ha. Fare parte di una cooperativa sociale penso che sia un qualcosa che si debba sentire dentro. Si deve comprendere che si fa un'attività tutti insieme e deve essere ben chiaro quello che è la mission e lo scopo che si vuole raggiungere come obiettivo principale. L'obiettivo principale non è quello di fare fatturato, non è quello di fare utili, non è quello di riuscire ad avere successo. La mission principale nostra è quella di riuscire ad inserire ragazzi. Il trasmettere questo sentimento non è facile oggi come oggi, però ci si prova e quindi non ci si dà mai per vinti, ecco.